Amici sportivi prontissimi per questa nuova stagione 2024-2025, il servizio di oggi è gentilmente offerto da SAF Spa con sede a Valliona in via Casalin 3. Un grazie anche a Ristoranti Castelli Giulietta e Romeo che si trova a Montecchio Maggiore in via Castelli 4, Martiri 4. E un grazie anche a BLM Group con sede a Cantù, Como in via Selvareggina 30. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Comunale Gino Cosaro di Montecchio Maggiore per la prima giornata di campionato Serie D 2024-2025 si affrontano il Montecchio Maggiore in divisa verde e il Ladriese in divisa granata. Parte subito forte l'Adriese che va vicino al gol al 7° minuto che colpendo una traversa su un rinvio da parte di un difensore del Montecchio Maggiore. Al 13° minuto fermato in azione fuorigioco millimetrico De Vido, mentre al 15° minuto primo squillo per il Montecchio Maggiore con un tiro dalla distanza di Pavan. Al 20° minuto ecco il gol del vantaggio dell'Adriese, sulla destra Pinton lavora un bel pallone, cross al centro dove Rossi riesce a deviare da pochi metri e portare così in vantaggio l'Adriese 1-0 sul Montecchio Maggiore. Prova a reagire il Montecchio al minuto numero 22 con un tiro di Chinellato che però termina al lato. Prove del gol dal minuto numero 28 con il Montecchio Maggiore dalla tre quarti, cross di Caneva, sponda di Chinellato, girata di Lovaglio e il portiere pa. Minuto numero 33, calcio dalla bandierina per il Montecchio Maggiore con Zanella che prova il tiro in porta ma viene murato. Al minuto numero 35 ecco il gol del Montecchio Maggiore, sulla destra Caneva mette al centro, colpisce Chinellato, il portiere ribatte ma si piomba Lovaglio che mette di tap-in in rete per il gol dell'1-1, quindi minuto numero 35 ristabilita la parità. Montecchio Maggiore che mette la freccia al minuto numero 38 con Luca Manarin, azione che si sviluppa sulla sinistra. Vediamo appunto che Federico Penzo ha il pallone tra i piedi, cerca di entrare in area, passa a Manarin, finto e tiro dove il portiere non può far nulla e gol del raddoppio per il Montecchio Maggiore che in 3 minuti ribalta quindi il risultato dallo 0-1 all'1 al 2-1 grazie ai gol di Lovaglio e di Luca Manarin che stiamo proprio vedendo in questo momento, che va a esultare poi sotto la tribuna. Primo tempo che si conclude quindi sul risultato di 2-1 per il Montecchio. Secondo tempo che inizia come il primo con una traversa per l'Adriese, colpo di testa di Pesi, pallone che scheggia la parte alta. Minuto numero 70, azione di ripartenza con Samuele Lovaglio che dribbla un paio di avversari, passa a Luca Manarin, lascia partire un tiro che il portiere devia in angolo. Minuto numero 76, azione pericolosa per l'Adriese dalla sinistra dove però Gregorio Zanella si immola e devia. Minuto numero 85, super parata di Matteo Segantini che da pochi metri riesce a deviare il tiro di Pesci e poi la difesa verde del Montecchio devia e mette fuori. Ancora sofferenza per il Montecchio gli ultimi minuti con Barzon che tira alto e al minuto numero 92 il Montecchio Maggiore chiude con un'azione di contropiede e appunto la difesa della Adriese sventa in calcio d'angolo. Dopo 7 minuti di recupero il Montecchio Maggiore vince 2-1 contro l'Adriese e incamera i primi 3 punti di questa stagione sportiva 2024-2025.